Amici ben ritrovati, siamo in Piazza Vittoria in compagnia del signor Piero che ha fretta perché è sportivo, deve correre, deve mantenersi in forma Piero. Sì, ci tento. Molto bene. Senta Piero, come se la cava col dialetto? Abbastanza bene. Benissimo, allora Piero, provi un po' a leggere questo detto qui, questo motto in dialetto bresciano. La buona cera la fa cambiare l'inverno in primavera. Benissimo, che significa Piero? Significa che l'atteggiamento visivo della persona fa cambiare l'inverno, cioè la parte di difficoltà, di brutto tempo, eccetera, in primavera dove c'è un rinnovamento, una nuova stagione si propone. Ma signor Piero, ma lei è sportivo ma anche filosofo però un po', eh? Caspita. Ho fatto filosofia quando ero giovane. E adesso fa ancora il filosofo? No, che fa adesso? Sono pensionato, quindi... Accudisce magari qualche nipote? 2 bambine, vengo giù da Trento, un sabato sì, un sabato no, venerdì e sabato faccio appunto questo importantissimo ruolo di nonno. Appagante, no? Appagantissimo. Sono brave ste nipotine? Bravissime, bravissime. Nipotine fatele brave col nonno, adesso poi che è diventata una star in televisione, un po' di quel che ci vuole. Amici, voi invece restate qui, anche le nipotine, noi tra pochissimo iniziamo, grazie. Centro anch'io, centro anch'io. Amici ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Centro Anch'io, vi accompagniamo come sempre in Pinacoteca Tosio Martinengo dove potrete ammirare un'opera, anzi 2 di Faustino Bocchi, Caccia al pulcino e Il Guastafeste. Oggi parliamo di 2 tele del pittore bresciano Faustino Bocchi. Si tratta di 2 scene grottesche nelle quali si vede l'impari e buffonesca lotta di un gruppo di nani con animali altrimenti innocui, un pulcino e un gambero d'acqua dolce. Nel primo quadretto tutti sono coinvolti nella battaglia contro l'inconsapevole ferocia del piccolo pennuto che li calpesta e li ferisce, provocando con la sua irruzione lo svenimento di una signora. Nella seconda teletta il gambero rovina una festicciola con musica e danze. Il tema sottinteso alle ironiche rappresentazioni, molto apprezzate dai collezionisti bresciani del Settecento, è quello del pericolo che incombe anche nei momenti più felici e del dolore che può giungere improvviso a vanificare ogni gioia. Il proverbio di oggi è davvero simpatico e anche un po' stagionale, La buona sera la fa cambiare l'inverno e in primavera. Via! Il signor Federico con un pargoletto. Come si chiama? Come ti chiami? Fabrizio? Fabrizio, Forza Milan, Eh. Che non confondo magari le squadre, io non conosco. Allora Federico, la buona sera la fa cambiare l'inverno in primavera, cioè? Beh, in dialetto penso significhi che dalle cose brutte, insomma, cioè la buona cera sarà cioè prendere la vita nel modo giusto, insomma, fa cambiare l'inverno dall'inverno si può passare in primavera. E tu ce l'hai la buona sera? Ma spero di sì, si tenta sempre, insomma, ecco. Bravo Federico, con la moglie sempre, mi raccomando, E quella è un po' più difficile, però va bene. La signora Caterina e la signora Lidia, la scapala Lidia, il Nando. La signora Giuliana, tra l'altro, attrice di teatro dialettale. Io Caterina. Caterina, scusi, Caterina, dico, lei è attrice. Sì, ho fatto tante commedie a Castelledo. Ruoli di primaria importanza. Sì, è molto. Vabbè, allora, la buona cera la fa cambiare l'inverno in primavera, ovvero? Certo, la buona cera fa bella presenza, fa cambiare la primavera, mica così. Ma lei la fa mia cambiare l'inverno in primavera, lei la fa cambiare tutte le stagioni, signora. Certo. Ovvero quando si è allegri è sempre primavera. Non è sempre facile essere allegri, però, vero? Non è sempre facile, no, assolutamente. Quanti anni di matrimonio? 53. Bellissimo, tanti auguri. Grazie, grazie. Con sorpresa e senza nulla preparare, qui in centro abbiamo incontrato Piero Galli. E che dire, Piero Galli è un artista famoso, conosciuto, apprezzato, cineasta, critico, fa un sacco di cose e tra le 1000 cose che fa anche una cantatina ogni tanto. Che canzoncina fa? Centro anch'io!
proprio lui la voce della nostra sigla, Piero Galli, bravissimo. Grazie, ancora congratulazioni. Adesso però non abbiamo tempo per farci complimenti, ma dobbiamo rispondere la buonasera la fa cambiare l'inverno in primavera, cioè c'entro anch'io. La buonasera, cioè quando uno è sorridente, ha una bella faccia, anche se è inverno, anche se c'è magari tristezza attorno, fa cambiare e porta il sole. E questo è anche il compito dell'arte, eh? Anche, esatto. Grandissimo Piero Galli. Grazie Carlo Zaniboni. C'entro anch'io. Spieghiamo allora il proverbio di oggi. La buonasera la fa cambiare l'inverno in primavera. La buonasera intesa come la cortesia, la disponibilità, la bontà d'animo, la pazienza. Tutte queste belle virtù fanno trasformare l'inverno in primavera, ovvero cambiano le cose brutte in cose sicuramente più piacevoli. Quindi a noi spetta accogliere questo invito. Grazie amici, restate qui su Teletutto, alla prossima. Ciao.